va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. La cosa più bella, sabato a mezzogiorno e mezzo, 30 minuti con Bruno Zanette e partire con due meravigliose donne qui al mio fianco. Barbara De Nardi, assessore al centenario. Si vedi, io purtroppo è così, dico una cosa prima, poi me la dimentico. E Maria Cristina Scalet. Ciao Maria. Maria o Cristina? Ti chiamo? Cristina. Cristina. Sì. Ciao Cristina, come stai? Bene, grazie. E lei è direttrice del Museo della Battaglia Vittorio Veneto. Ma dicevo, la cosa più bella è partire con voi due e ancora partire da quello di San Pietro di Feletto, dove c'è il mio amico Alberto Stocco con il ristorante Ca del Poggio, dove poi magari andiamo a gustarci una linguina ai frutti di mare, che a me piace moltissimo, oppure anche un risottino ai frutti di mare, certamente, fatto in maniera deliziosa e straordinaria da Marco, che è il fratello di Alberto. Voi siete già state in quel di Ca del Poggio. Io nomino sempre questo locale, questo ristorante resort, perché è una delle eccellenze del territorio che ci permette di ospitare i visitatori del nostro territorio con eleganza, con professionalità, e parlo volentieri. Poi è dove il prosecco incontra il mare, che è la cosa più bella del mondo, mettere insieme due eccellenze della nostra Italia, il pesce, il nostro pesce, con il prosecco delle nostre colline. Bene, detto questo, naturalmente lì ci sono delle eccellenze, ho portato delle eccellenze per parlare di un tema che è molto importante. C'è stata la ristrutturazione del museo in quel di Vittorio Veneto e io ho avuto modo di visitarlo un mesetto fa, 15 giorni fa. È stato ristrutturato in maniera veramente straordinaria e ospita adesso una mostra che è da vedere assolutamente. Barbara. Il restauro e il riallestimento del museo è stato completato nel 2014. A novembre del 2014 abbiamo fatto la cerimonia ufficiale di riconsegna del museo e del suo contenuto alla città, e non solo alla città di Vittorio Veneto, perché ovviamente è un museo che riguarda la storia di tutta Italia, per non dire la storia d'Europa. Non a caso in questi mesi, in questo anno e mezzo, abbiamo potuto ospitare visitatori praticamente da tutto il mondo. Abbiamo avuto visitatori dagli Stati Uniti, dal Brasile, da tutta Europa, e quindi insomma è sicuramente un'eccellenza del territorio che siamo contenti di portare in giro a promuovere costantemente, e ovviamente ti ringraziamo di questa opportunità, insomma, di poter parlare di questa bellissima collezione che ha una veste e un contenitore antico e nuovo. È vero, è vero. E il Comune ha pensato bene di affidare il compito di dirigere questo complesso a Maria Cristina. Sì. L'emozione penso sia una grande emozione per una storica, perché tu ami la storia, ami l'arte, e poter occuparsi di un sito così importante. Certo, tra l'altro la particolarità è che io ho anche seguito i lavori di ristrutturazione, di restauro di questo importante edificio. Il museo è aperto dal 1938 a Vittorio Veneto, è la donazione di una ricchissima collezione privata del ragazzo del 99, Luigi Marson, che dona alla città nel 1938 la sua collezione, perché fosse un messaggio per tutti, per tutte le generazioni presenti e anche future, e dal 1938 è allestito appunto in questo edificio molto bello che risale al XVI secolo,
ed è stato per decenni allestito in un modo, nella maniera tradizionale, tutti gli oggetti assieme, riempiendo le tante vetrine che ospitate all'interno di queste sale. Nel 2010 c'è stata la fortuna di poter accedere a un finanziamento europeo attraverso un bando regionale, e quindi con un investimento molto importante, perché il Comune di Vittorio Veneto si è speso con 1.200.000 euro, che destinati a un oggetto culturale non è una cosa da tutti i giorni, che uniti agli 1,8 milioni della Regione e dell'Europa hanno portato a una completa rivisitazione di questo luogo. I lavori sono durati 2 anni, dal 2012 al 2014 appunto, e ora il museo è in una veste, pur contenendo questi oggetti straordinari ancora pregni del significato, i quali sono stati raccolti da Luigi Marsone e dai tantissimi collezionisti che poi hanno donato i loro oggetti al museo, è però virato in una veste contemporanea, molto immersivo, molto legato anche alle tecnologie, con l'uso di tecnologie, e per fortuna c'è una risposta importantissima da parte del pubblico. È suddiviso per tematiche, è importante perché il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è un titolo specifico rispetto al tema della Grande Guerra, e parla di un anno particolare, dalla disfatta di Caporetto, novembre del 17, all'ottobre del 1918, quindi un anno che ha interessato in modo particolare questo territorio. Ora qui siamo in Sinistra Piave, e quindi in un territorio che per un anno è stato terra di occupazione. Ecco che quindi quello che è stato raccontato, che si racconta in questo museo, soprattutto al secondo livello, è proprio la tragedia della vita durante l'occupazione, che non è una tragedia solo degli occupati, ma degli stessi occupanti, i soldati che arrivarono qui dopo un periodo di ben godi per quello che trovarono qui, cominciarono a soffrire la fame, e non è un caso che noi parliamo ancora oggi di quell'anno come l'anno della fame. Certo, è importante ricordare, specialmente a coloro che non c'erano, perché quelli che c'erano qualcosa ricordano, ma quelli che sono venuti su anche subito dopo la guerra ricordano per racconti sentiti dire, per racconti dei propri nonni o genitori, però i nostri ragazzi, i nostri nipoti, se non avessero qualcosa come il museo che racconta la storia, poi con una brava, io ho sentito quando siamo stati a visitare il museo, c'era l'assessore che diceva taglia, perché lei è appassionata e non è presa proprio dalla storia, e racconta in maniera eccezionale quello che deve trasportare per la conoscenza. Barbara, tu da quanto tempo è che sei assessore? Noi abbiamo vinto le elezioni nel 2014. Ma hai vinto le elezioni. Va bene, insomma, c'è andata... Avete vinto le elezioni. Abbiamo raggiunto l'obiettivo ma io ti ho giugno appoggiato. 2014. Sono di Conegliano, però la Barbara era una persona eccezionale da appoggiare. Ci conosciamo ormai da anni, Bruno, quindi insomma, è sempre un piacere poter lavorare con te, quindi non abbiamo mai... Raccontaci un po' la tua esperienza. Da assessore? Sì. Beh, io oltre a occuparmi... Sì, perché non è facile fare l'assessore. No, sicuramente ci si scontra con le esigenze della città a 360 gradi, perciò bisogna risolvere tutti i problemi, e lì non c'è più destra o sinistra, c'è il cittadino. Sì, io ho, oltre al centenario della Grande Guerra, che è una passione personale anche, nel senso che da appassionata di storia, specialmente di quel periodo, ovviamente siete non può giovani essere un voi, piacere. appassionate di storia, giovani così, bravi, complimenti. Però io ho anche un altro referato che è particolarmente complesso, che è quello dei servizi sociali, che in un periodo come questo di estrema crisi, come appunto dicevi, ci si scontra con la realtà, ecco, che è una realtà di diminuzione costante di risorse, perché soprattutto gli enti locali hanno un problema fortissimo di diminuzione di risorse disponibili e di aumento esponenziale, al contrario, delle esigenze e delle necessità
certo. dei cittadini, per cui diventa poi naturale cercare di lavorare facendo rete nel territorio, cercando di trarre le maggiori risorse possibili senza fare investimenti onerosi che sarebbero sostanzialmente impossibili. Io tra i referati, oltre ai servizi sociali, ho anche la condizione giovanile, e un giorno con l'architetto Scalet abbiamo detto: perché non cercare di unire le due cose? E una delle operazioni delle quali io vado più orgogliosa, delle quali ringrazio di più i dipendenti comunali, comunque gli uffici che si sono occupati di questa cosa, è un'altra vittoria di qualche giorno fa, che è diventata ufficiale qualche giorno fa. Il bando del Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Vittorio Veneto per la prima volta ha partecipato con un progetto, siamo arrivati 12esimi, abbiamo superato comuni come Verona, Vicenza, l'Università di Padova, l'Università di Venezia, per cui siamo anche molto orgogliosi di come ci siamo collocati in graduatoria, e dal settembre-ottobre di quest'anno 3 ragazzi avranno l'opportunità di svolgere il servizio civile al Museo della Battaglia. Bene. Per cui 2 ragazzi con competenze in materia di storia dell'arte e conservazione avranno la possibilità di per un anno mettersi alla prova proprio sui reperti della Grande Guerra e comunque il materiale conservato al museo. Parliamo di decine di migliaia di oggetti. E un altro ragazzo che noi chiamiamo NEET, che sono i ragazzi che non studiano, non lavorano, non stanno facendo percorsi di formazione professionale, avrà anche lui la possibilità di essere occupato nell'ambito del museo. Recupero? Per cui, formazione per il recupero. Esatto, per cui insomma certe volte unendo referati e assessorati che magari prima non avevano lavorato insieme si riesce a fare qualcosa, quindi è insomma uno dei successi di questi 2 anni ormai di amministrazione che ho più sì. Sembra ieri. Giugno 2014. Beh, avete ancora 3 anni da governare e se fate bene, per carità. Sicuramente quello che è importante è fare l'interesse del cittadino e non accontentandolo in tutte le sue esigenze, perché non si può, perché la coperta è corta, perché è difficile coniugare, però dando quelle che sono le cose più necessarie per poter avere la dignità della vita. Allora, parliamo della ristrutturazione. Tu hai detto che hai seguito come architetto la ristrutturazione. Le condizioni precedenti e la sistemazione in funzione di? Sì, come dicevo, l'edificio all'interno del quale è stato collocato nel 1938 il Museo della Battaglia è un edificio molto antico, con una funzione diversa. Era lo spazio civico, la loggia civica della città di Ceneda, perché Vittorio Veneto notoriamente nasce nel 1866 unendo le 2 antiche città di Serravalle e di Ceneda, quindi ciascuna di questi 2 luoghi aveva una propria sede municipale, una propria sede di rappresentanza, e queste vengono abbandonate in qualche modo, comunque non più funzionali, con l'unificazione, perché si crea un nuovo centro a metà strada tra i 2, un nuovo municipio, quello che è ancora oggi la sede amministrativa comunale. E i due luoghi di Serravalle e di Ceneda comuni vengono... Scusa, ti interrompo un attimo perché sono 2 luoghi ben identificabili e distinti, perché da una parte c'è il Duomo, mi sembra, e dall'altra c'è la scuola, ci sono le suore, come si chiamano? Come si chiama? Serravalle, dove c'è formazione. Dai Salesiani? Dai Salesiani, sì. Cioè, sono 2 cose che caratterizzano poi i luoghi. Sì, ma hanno 2 storie completamente diverse, e ancora oggi
si percepisce la loro peculiarità. Ceneda è il luogo addirittura più antico, è la fondazione di una diocesi, di una nuova diocesi, certo, che si chiamava diocesi di Ceneda e oggi è la diocesi di Vittorio Veneto, quindi con una permanenza importantissima. Ancora oggi il castello di San Martino, la residenza vescovile, la chiesa cattedrale e il seminario vescovile, tutti attorno a questa piazza Giovanni Paolo I, che... Seminario vescovile dove andavamo a fare come si chiamano? I ritiri spirituali, anche al castello. Da certo, ragazzino sì, facevamo, e la cosa più bella era la colazione, chissà perché, di quei tempi, certo, parlo di qualche anno fa. E appunto su questa piazza si affacciano tutti questi luoghi monumentali del potere vescovile, storicamente ecclesiastico, e l'oggi Museo della Battaglia era il luogo della comunità, capeggiato ovviamente dal vescovo conte, che aveva una funzione ben precisa, anche amministrativa, non solo di cura e non tanto di cura delle anime. E questo edificio viene ricostruito sul precedente intorno alla prima metà del 1500, si attribuisce il progetto all'architetto Jacopo Tatti, noto con il nome di Il Sansovino, quindi un nome anche importante dell'architettura rinascimentale, e questo edificio è la classica loggia con il grande salone, che poi vengono successivamente affrescati sia la loggia che il salone con queste storie ovviamente che richiamano la clemenza, la monumentalità, il ricordo anche dello stesso impero asburgico, perché gli affreschi per esempio del salone sono stati realizzati nel 1842, per cui in pieno dominazione austriaca anche del territorio del Lombardo-Veneto. Non c'eravamo. Non c'eravamo. Questo luogo viene appunto con l'unificazione in qualche modo lasciato, diventa archivio e quant'altro, ma si decide di riattivarlo e riadattarlo a museo nel 1938, prendendo spunto da questa importante donazione di Luigi Marson, e quindi diventa la nuova sede museale. Ecco che quindi è un luogo che aveva una funzione diversa adattato ad una nuova funzione. Le stanze che erano le sale degli uffici e la grande sala, l'aula civica delle riunioni diventano gli spazi di allestimento di un museo. Era suddiviso per stanze, ogni stanza era stata data il nome di un eroe o di un personaggio della Grande Guerra legato al nostro territorio, e l'interno era allestito con bacheche costruite ad hoc, riempite di tutti gli oggetti, quindi un concetto museologico fine ottocentesco, primi Novecento, che connota una gran parte dei musei d'Italia ancora oggi sicuramente. Con la ristrutturazione si è deciso innanzitutto di dare un'unitarietà a tutti gli edifici che costituiscono il complesso, perché oltre alla loggia della comunità c'è adiacente e collegata una chiesetta settecentesca sconsacrata che faceva parte del complesso della cattedrale, era la chiesa gestita dalla confraternita della Buona Morte, era la chiesa dei funerali, la chiesa di San Paoletto, e sul lato opposto invece un complesso edilizio in parte anche costruito successivamente, che sempre del comune era stato invece destinato a ufficio postale e altri uffici e depositi. Tutto questo complesso è stato ristrutturato nell'insieme. C'è stato dato un nuovo, diversissimo assetto logistico, e questo è diventato il nuovo Museo della Battaglia. È stato anche costruito un nuovo ingresso al museo, anche per dotare il museo di un corpo scale, di un secondo corpo scale, dell'ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché ovviamente non è imprescindibile. E oggi il museo è strutturato sui 3 livelli del palazzo, con 3 tematiche diverse che trattano appunto il tema dell'occupazione: la trincea. La trincea al piano terra, che è il luogo più immersivo e anche più emozionale del percorso museale, perché si entra proprio in uno spazio chiuso, avulso dalla realtà, non si ha una percezione dell'esterno, proprio per cercare di immergerci all'interno, di farci in qualche modo sentire, è una cosa quasi impossibile ovviamente, però capire il concetto anche di claustrofobia che si poteva avere all'interno di questi luoghi, le trincee, nelle quali i soldati per mesi e mesi vivevano in condizioni
condizioni igieniche che possiamo solo immaginare, ovviamente, costretti ad attendere il momento, il comando dell'attacco, dove la morte era quasi certa. Per cui è un luogo che narra come si viveva in trincea, come combattevano, come mangiavano, come si curavano, come si spostavano in questi luoghi, e lo si fa in un modo molto appunto legato anche all'uso degli elementi tecnologici. Ci sono dei box che si aprono e che ti raccontano delle storie tratte da documenti del museo, però in modo più avvincente, attraverso dei video, attraverso dei cassetti dove si vedono ancora la quantità di oggetti. Quindi è un modo molto emozionale, che finisce proprio anche con uno spazio dove c'è il pavimento che trema e il rumore dei bombardamenti. Ecco, io qui do un consiglio a chi vuole visitare il museo, perché l'ho immaginato quando siamo venuti in occasione della nostra visita del club Serenissima Storico. Non andate a vedere il museo se non volete viverlo, perché andare a vedere il museo e fare una passeggiata senza viverlo non dà assolutamente niente. Invece, sentendo anche la Cristina parlare, vi rendete conto che bisogna viverlo centimetro dopo centimetro, assaporando quelle che sono le caratteristiche del museo, come è stato realizzato in funzione della storia che va a raccontare. Brava Cristina. Sai, mi sei piaciuta quel giorno quando Barbara ti faceva taglia perché non finivi più, però dovevo dirgli taglia per colpa tua. Sì, è vero, perché siete arrivati in ritardo. Avevamo i sindaci che ci aspettavano in quel del Nervesa della Battaglia e pensa, dovevamo arrivare alle 11, che ora era? Dovevamo arrivare a mezzogiorno massimo, siamo arrivati all'1, insomma. Vabbè, i sindaci hanno aspettato, è stata una bella cerimonia anche là. Beh, insomma, Floriano è sempre sempre disponibile. Ma lui, sai, comprende, il sindaco di Nervesa della Battaglia non sapeva, poi è stato contentissimo di come è andata la cerimonia, di quello che abbiamo, perché in quell'occasione avevamo portato gli autieri, che erano coloro che spostavano mezzi e gente proprio durante la guerra. È stata anche quella una manifestazione abbastanza sentita e importante. Beh, noi abbiamo un vittoriese, vittoriese d'adozione, non di nascita, Brandolino Brandolini D'Adda, che è l'unico deputato dell'allora Regno d'Italia morto durante la Grande Guerra, che faceva parte all'inizio proprio del corpo automobilistico, per cui, ricorre proprio in questi giorni, il 28 giugno, il centenario della sua morte. Brandolino Brandolini D'Adda è una figura un po' particolare, di cui abbiamo qualche traccia anche nel museo, e è uno dei vari personaggi di cui il museo si occupa, e che è un personaggio particolare. A dire la verità, sembra quasi che tutti i grandi personaggi che confluiscono in qualche modo nel Museo della Battaglia siano personaggi un po' particolari. Abbiamo Tandura e De Carlo, che erano quelli che adesso definiremmo due agenti dell'intelligence. Allora li definivano tranquillamente due spie, due medaglie d'oro della Grande Guerra, tutti e due vittoriesi. Brandolino Brandolini D'Adda, che era l'unico parlamentare, appunto, come dicevo, morto nella Grande Guerra. I parlamentari all'epoca erano esentati dalla chiamata alle armi. Lui in tutti i modi cerca, e finalmente a un certo punto ottiene di poter partire per il fronte. Viene assegnato al corpo automobilistico, ma non contento chiede e ottiene di entrare in fanteria. Purtroppo durante la Grande Guerra, diceva prima l'architetto, la morte era quasi certa, le perdite della fanteria erano superiori all'80%. Brandolino Brandolini D'Adda scoppia una granata nel giugno del
del 26 a Vicenza, a Arsiero in provincia di Vicenza, e 2 giorni dopo muore. E oltre ad avere la dedica della sala allora del Consiglio Comunale, ora la sala di rappresentanza del municipio, appunto troviamo anche reperti attinenti alla sua storia anche al museo. Per cui è poi un museo che ha tantissimi filoni da poter leggere, insomma mi viene in mente, l'ho citato prima, Tandura. Tandura è il primo paracadutista militare della storia e è un vittoriese, quindi abbiamo anche questo primato. Allora, noi abbiamo, chissà perché, 30 minuti volano, specialmente in compagnia di 2 ragazze che hanno una conoscenza profonda della storia e che la vivono con passione. Non è come fare un mestiere qualsiasi, perché vivere con passione quello che si va a raccontare è un'arte, perciò è un'arte, è un mestiere, un'arte, un mestiere, no? Un'arte, un mestiere, come si suol dire. Però avremo altre occasioni di stare insieme, magari con qualche argomento che sia storia, che sia magari anche bello da raccontare, come è bello questo per il ricordo, ma bello da raccontare anche per quello che ha lasciato la storia a noi e ai giovani che è bene che imparino, perché anche nella politica, fare politica, dire largo ai giovani, ma se non conoscono la storia è meglio che incomincino con umiltà a imparare un po' e poi far politica. Una volta si imparava a fare politica nel bene o nel male, adesso invece si va in politica, non ci sono più le scuole. Bene, io ci ho visto passare così veloce questo tempo, mi sono dimenticato di andare a fare un giretto su H del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, ma adesso lo lasceremo così fino alla fine, abbiamo qualche minuto, e io lascerei, ma dove il Prosecco incontra il mare si beve un prosecchino che è fantastico, poi ci andiamo, anche se non avete tempo, se volete ci fermiamo a mangiare un risottino, ma potrebbe essere, sì. L'orario è sì, è quello giusto. Allora, qualche minuto per chiudere, io ti lascerei la parola poi a Barbara, e io non serve che parlo perché ho 2 straordinarie interpreti. Quindi per chiudere avevo iniziato a raccontare com'era strutturato il museo, poi gli altri 2 livelli oltre alla trincea parlano appunto il tema dell'occupazione, e l'ultimo piano chiaramente non può che dedicarsi alla battaglia di Vittorio Veneto. In realtà racconta le 3 grandi battaglie del Piave, che sono state feroci, cruente, che hanno devastato il nostro territorio e si sono concluse con quella che è diventata poi il mito nel ventennio successivo, che è la battaglia di Vittorio Veneto. È diventata motivo d'orgoglio per la città, per l'Italia, per proprio il confronto a livello internazionale della giovane Italia, tutto sommato abbastanza recente, sul panorama internazionale. Quindi c'è un programma proprio successivo che mitizza il mito la battaglia di Vittorio Veneto. Il museo, in chiusura, il museo è aperto tutti i giorni da martedì a venerdì, la mattina, per le scuole permanentemente, che per fortuna hanno avuto un importante incontro all'interno di questo museo, mentre dalle 9:30 alle 12:30, il sabato e la domenica è aperto mattino e pomeriggio, quindi tutto l'anno indifferentemente. E noi invitiamo tutti a visitare questo straordinario luogo che racconta la nostra storia. Barbara, a te. È un luogo della memoria importantissimo sicuramente, che non rimane una memoria confinata al passato, ma appunto vediamo è imperniata anche del presente, perché il tentativo della nostra amministrazione è stato non soltanto quello di conservare e implementare questo museo, ma anche quello di far capire alla popolazione quanto ancora oggi il concetto di pace e di guerra sia un concetto fondamentale. Lo vediamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, e
per far capire che quello che è successo non deve ripetersi è il messaggio principale di questo museo. Non a caso il primo oggetto raccolto da Marson è un rosario che lui raccoglie da un caduto, ancora racconta con le mani contratte su questo rosario. E tra l'altro un nemico, perché il cadavere di un nemico non è il cadavere di un soldato italiano. Per cui appunto la conservazione della memoria e la trasmissione alle generazioni future per imparare una lezione fondamentale. Grazie ragazze, grazie Cristina. Grazie. Grazie Barbara. Grazie a te, Io Bruno. spero di avervi ospiti ancora molte altre volte, Volentieri. perché siete straordinarie. Do appuntamento ai nostri ascoltatori e 30 minuti con Bruno Zanette la prossima sera. Scaricate l'applicazione, che è facile andarci a vedere. Oltre che sentirci in Radio Conegliano, ci vedete in Veneto Globo. Ciao a tutti, arrivederci. Salute a tutti. Avete ascoltato Ragazze straordinarie. 30 minuti con Bruno Zanette. Bellissimo. Appuntamento a sabato prossimo. Ma quando si hanno le idee chiare, voi avete le idee chiare, perciò. Sì, possiamo